Buongiorno e benvenuti a questa edizione di Focus TG. Come sempre trascorreremo assieme un'ora e mezza con tutte le ultime notizie dal Veneto, in collegamento, in diretta anche con i nostri corrispondenti nelle varie province della regione. Partiamo con la cronaca. Stava rientrando nella sua casa di Falcade dopo una cena con amici. L'imprenditore è morto sabato sera sul Passo Pellegrino. Mattia Micaglio aveva 50 anni. Il suo quad si è scontrato con un fuoristrada. Aveva trascorso una serata con gli amici e con la compagna Mattia Micaglio. Erano le 22:45 di sabato quando a bordo del suo quad si è scontrato con un fuoristrada mentre usciva da una strada laterale per immettersi sulla provinciale 346 che collega la Val di Fassa alla provincia di Belluno verso il passo del San Pellegrino. Per l'uomo, 50 anni, originario di Dolo nel Veneziano ma residente a Padova, non c'è stato nulla da fare. Il quad si è incastrato sotto il veicolo senza lasciargli alcuno scampo. La notizia ha subito raggiunto Padova, dove Mattia Micaglio era molto conosciuto, manager della ditta Marcato di Campodarsego. Era molto apprezzato come imprenditore e appassionato di viaggi. Sull'incidente stanno indagando i carabinieri presenti sul posto con i sanitari del SUEM e i vigili del fuoco volontari di Soragna, Moena e Vigo di Fassa. Ed ora ci trasferiamo a Venezia per parlare di un argomento che ha tenuto banco non solo da noi ma un po' in tutto il mondo occidentale: le nozze di Jeff Bezos in laguna. Si è conclusa la 3 giorni di festeggiamenti sabato con un gran galà all'Arsenale, però naturalmente il dibattito e anche i bilanci di questo evento restano aperti in città. Noi ci colleghiamo adesso in diretta con Ilaria Marchiori da Venezia. Buongiorno Ilaria. Buongiorno a te Filippo, buongiorno ai nostri telespettatori. Hai anticipato proprio quello che volevamo dire. Oggi Venezia è tornata alla normalità, se così possiamo dire, perché comunque essendo ormai a fine giugno, agli inizi di luglio, è assediata ancora di più dai turisti, anche con queste giornate caldissime, ma appunto tutto il clamore della scorsa settimana intorno al matrimonio, quello che è stato definito il matrimonio dell'anno, quello di Jeff Bezos, della sua signora, ormai sua moglie, insomma si sono concluse. Ci sono state però non poche polemiche tra chi non era d'accordo con lo svolgimento di questo evento in una città che veniva definita già molto assediata dal turismo, e quindi si è parlato di mercificazione e svendita appunto di Venezia, e chi invece era pienamente d'accordo e l'ha visto come un evento positivo. Abbiamo seguito le proteste, abbiamo sentito le motivazioni delle proteste dei giorni scorsi. Ora si è tutto concluso, la coppia è volata nel suo yacht alla volta delle coste croate e poi si godrà la luna di miele al mare e facendo molti altri giri. Però prima di andarsene Bezos ha rilasciato alcune dichiarazioni, ha salutato con il cuore Venezia, però dicendosi amareggiato per le polemiche che ci sono state e che lui dice di non aver appunto compreso e capito. Sulla questione, questa mattina, a margine di un evento all'interno della carcere di Venezia, di Santa Maria Maggiore, abbiamo chiesto anche che cosa ne pensasse appunto in particolare di queste polemiche che si sono scatenate intorno al matrimonio al patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, e dunque sentiamo proprio le sue parole. Io da Venezia restituisco la linea allo studio. Come commenta le polemiche che ci sono state la scorsa settimana in merito al matrimonio di Bezos? Guardi, io non sono entrato, anche perché non mi sembra che sia un matrimonio cristiano, no? Nel senso che sia stata una grande manifestazione in cui evidentemente si è espressa una visione culturale. Chi non si ritrova in questa visione culturale può anche prendere le distanze. Credo che sia importante, prenderle nel modo dovuto, rispettoso. Proseguiamo con la cronaca e parliamo di un incendio che si è sviluppato a Molvena, frazione di Colcerese.
200 quintali di legna sono andati a fuoco nella serata di domenica in una proprietà privata di via Mazzarina a Molvena, frazione di Colceresa. I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 20:30 con 3 squadre provenienti da Bassano del Grappa, Vicenza e Thiene, con un'autopompa e 2 autobotti e un totale di 9 operatori. Grazie all'utilizzo di schiumogeno, l'intervento, concluso dopo quasi 5 ore di lavoro intorno all'1 di notte, ha permesso di circoscrivere le fiamme alla sola legnaia, salvando così l'attiguo deposito attrezzi. Dopo aver spento l'incendio, i vigili del fuoco hanno proceduto alla bonifica dell'area. Sul posto anche i carabinieri. Restano da accertare le cause del rogo. Paura poco dopo le 21 in via Roma ad Ormelle per un incidente che ha visto un'auto uscire di strada e ribaltarsi su un fianco. All'interno del mezzo una cinquantenne e la mamma di 80 anni estratte dalle squadre dei vigili del fuoco proveniente dal distaccamento di Motta di Livenza e dal personale del SUEM. Entrambe sono state portate in ospedale a Treviso. L'anziana è in gravi condizioni. Da chiarire le cause del sinistro. Sul posto presenti anche i carabinieri. E la Guardia di Finanza di Treviso ha individuato un giro di fatture false per 87 milioni di euro gestito da 18 imprenditori cinesi. Sono 16 denunciati. Le fiamme gialle, nell'ambito di specifiche attività volte al contrasto dell'evasione fiscale nel settore del commercio di generi non alimentari, hanno individuato 18 imprese cartiere gestite da cittadini cinesi, ovvero prive di sedi operative, beni strumentali e dipendenti, completamente inadempienti rispetto agli obblighi tributari. Imprese che sarebbero state attive al solo scopo di vendere fatture relative a forniture di merci mai realmente effettuate. L'importo delle fatture emesse supera gli 87 milioni di euro di base imponibile e i 19 milioni di IVA. 600 le imprese nei guai destinatarie delle fatture false. Auto a fuoco poco prima dell'1 della notte scorsa a Carbonera. La vettura, una Golf alimentata a diesel, si trovava in un parcheggio all'aperto accanto ad altre macchine, di cui una DS, una Fiat Punto, è rimasta parzialmente coinvolta nell'incendio. Dalle prime ricostruzioni e dichiarazioni, la causa dell'incendio è da ricondursi ad un guasto elettromeccanico. Presenti sul posto anche i carabinieri di Roncade. E ora parliamo dell'escursionista veneziano disperso in Val Prampera, Val di Zoldo. È stato ritrovato ieri il corpo di Ugo Fattori, noto architetto del quale non si avevano più notizie da venerdì pomeriggio. Un biglietto appoggiato sul parabrezza dell'auto con scritto torno alle 14. Da lì poi il nulla. Erano state le ultime indicazioni lasciate da Ugo Fattori, 60 anni, escursionista e noto architetto veneziano, di cui da venerdì pomeriggio non si sono più avute notizie. Il suo corpo è stato ritrovato dai soccorritori. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo stava percorrendo una traccia per raggiungere una cengia quando è scivolato ruzzolando tra le rocce, forse a causa dell'improvviso accorciamento di uno dei bastoni ritrovato più corto e che gli avrebbe fatto perdere l'equilibrio. Le ricerche hanno impegnato circa 50 persone. Nelle prime ore della mattinata l'elicottero ha sorvolato la zona indicata dall'uomo ai familiari, che ha trasportato le squadre in quota in diversi punti. Al lavoro per il recupero del corpo anche i vigili del fuoco di Belluno, esperti in topografia applicata al soccorso. Usati anche droni per scandagliare il luogo, capaci di rilevare il telefono in assenza di segnale. Presenti anche le unità cinofile. Si tratta di un'area non particolarmente impervia, ma colma di sentieri itinerari dove non c'è segnale. Un anno senza Alex Marangon, la scomparsa nella notte tra il 29 e il 30 giugno 2024, poi il ritrovamento del corpo, il rito sciamanico all'abbazia di Vidore, il dolore della famiglia e il dolore della madre. Ogni giorno vado alla sua tomba, ci ha detto. Che sia passati 5 giorni, 10, un mese, un anno, non so, per me è come sopravvivere, è tirare avanti. È ancora difficile pensare che Alex non ci sia più. È passato un anno da quella notte tra il 29 ed il 30 giugno, quando Alex Marangon scomparve durante un rito sciamanico nell'abbazia di Vidore. Da allora il tempo si è fermato per mamma Sabrina, che con il marito Luca continua a chiedere verità su quanto accaduto. Ci risponde dal cimitero di Marcon, dove si reca ogni giorno a far visita al figlio. Anche se ci sto male, non lo so, forse vengo qua e mi rendo conto che qui che non è
che non è in giro, che non è in giro per il mondo. Non so, mi sembra di essergli più vicino. La lapide è ancora provvisoria, non ce la sentiamo ancora di metterci una pietra sopra, dice la mamma. È tutto, qui parla di Alex. Tanti oggetti, foto, fiori, ogni giorno qualcuno porta qualcosa. Fa capire che le persone gli volevano bene e gli manca. È passato un anno dalla scomparsa di Alex ed ancora non è stata fatta luce su quanto accaduto quella notte all'abbazia di Vidore e soprattutto se ci siano dei responsabili per la morte del 25enne, omicidio o incidente. I genitori continuano a chiedere la verità, si attendono ancora gli esiti degli esami tossicologici e la famiglia non crede all'ipotesi della morte accidentale. Non è giusto chiudere il caso così. Alex, se potesse parlare, ci direbbe quello che è successo, ma lui non può parlare, quindi noi dobbiamo combattere per lui e per la verità. Per non dimenticare Alex, la famiglia ha organizzato per domenica 6 luglio alle 17 un picnic al parco di San Giuliano a Mestre. È giusto ricordarlo nei posti dove lui amava andare e fare le cose che lui amava fare. È giusto così, no? Non bisogna dimenticarlo. Io non voglio che venga dimenticato. Questa è dunque la testimonianza di Sabrina Bosser, la mamma di Alex Marangon, scomparso un anno fa. Noi parliamo di un'altra tragedia invece che si è consumata poche ore fa, quella di una bambina che è annegata nelle acque del Piave. Ci colleghiamo in diretta con Lucio Zanato che si trova per noi a Pederoba. Buongiorno Lucio. Buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta, mi trovo a Pederoba nella zona dove ieri Adna Islamad di 9 anni ha perso la vita dentro i gorghi del Piave. Ma siamo tornati qui perché? Perché qui è come se non fosse successo nulla, questa è zona vietata alla balneazione e nonostante questo i bagnanti sono tornati, sono costantemente proprio come se non fosse successo nulla. Segno che serve fare prevenzione e raccontare quanto pericoloso sia il Piave, soprattutto quando si cerca un po' di refrigerio. Nel caso specifico la bambina ieri stava passeggiando lungo quella sorta di pietre che fanno un salto d'acqua con i genitori, a quanto pare a un certo punto sarebbe scivolata e le acque l'hanno trascinata sotto le rocce dove ha perso la vita. Le notizie sono queste: intanto che il corpo della bimba è in obitorio a Montebelluna dove si trovano i genitori in questo momento e molto probabilmente non verrà tumulato qui in Italia ma verrà portato in Macedonia, paese di origine appunto della famiglia Islamad. Il rito è musulmano poi tra l'altro. Invece dal Tribunale c'è la notizia dell'apertura di un fascicolo per capire le responsabilità di questa morte, anche se non ci sono indagati. Sempre dal Tribunale la notizia che non verrà fatta l'autopsia sul corpo della piccola. Dicevo appunto che qui è come se nulla fosse, eppure è una zona tragicamente conosciuta, pericolosa proprio per il gorgo, per la velocità delle acque, per il fatto che c'è un salto d'acqua, quindi c'è una potenza da parte proprio del Piave che è estremamente pericolosa per chi non conosce questa zona. Tanto è vero che nel 2021, stesso luogo, un genitore ha perso la vita mentre nel tentativo di salvare la figlia, che invece è stata salvata da un altro bagnante, e un'amica che allontanatesi per un attimo erano finite nel gorgo delle acque. Le due bambine si sono salvate, il genitore appunto nel 2021 no, nel tentativo fra l'altro proprio di salvare la figlia e l'amica. Questo significa che cosa? Che come ha detto il sindaco Marco Della Pietra, dopo anche quello che è accaduto nel 18 giugno scorso però a San Biagio di Callalta con un altro decesso di un giovane che sapeva nuotare bene, quindi non uno sprovveduto, bisogna intervenire, quindi è previsto un tavolo tecnico, comunque è stato richiesto un tavolo tecnico da parte dei sindaci dell'asta del Piave con il prefetto di Treviso.
Qui ci vuole informazione, ci vuole raccontare la realtà del Piave. Il Piave in alcuni punti è estremamente pericoloso proprio perché si restringe, aumenta la sua portata d'acqua e questo aumento della portata d'acqua crea vortici, crea potenza e energia e può capitare quello che è accaduto purtroppo, la tragedia di ieri proprio qui alle mie spalle. E quindi ci sono dei luoghi che non possono essere utilizzati come balneazione, magari altri sì. Mi viene in mente la zona delle Grave di Papadopoli dove il Piave si allarga e di conseguenza perde la sua potenza. Alcune polle d'acqua sono molto più calme e lì ad esempio si possono mettere i piedi nell'acqua per cercare un po' di refrigerio. Va anche detto che l'escursione termica del Piave non è quella del mare e di conseguenza lo shock termico potrebbe creare anche più di qualche problema. Quindi bisogna informare la gente, bisogna informare soprattutto chi non è nato e non ha vissuto qui, come ci ha detto il sindaco di Cavaso, Gino Rugolo. Ovviamente è una comunità costernata perché la bambina e i genitori vivono a Cavaso e sono perfettamente integrati, il papà lavora, sono cittadini italiani e quindi la bambina era di seconda generazione, quindi perfettamente integrati. E il sindaco Gino Rugolo ha detto: noi dobbiamo spiegare a questi nostri cittadini quali sono le vere insidie del Piave, quindi l'unica maniera sicuramente non è quello di recintare le rive, ma informare la gente che in alcuni punti il Piave va visto ma non va assolutamente frequentato. E con questo a te la linea. Lucio Zanato in collegamento in diretta da Pederobba. Noi invece adesso ci spostiamo a Bibbione per un incendio che ha colpito un locale della località balneare. Ci colleghiamo in diretta con Federico De Ros e Michele Zanette che ci raccontano tutto. Buongiorno Federico. Sì, buongiorno e ben ritrovati. Ci troviamo a Bibbione questa mattina, più precisamente in via delle Costellazioni, in pieno centro di questa città balneare. Intorno alle 20:40 di ieri è scoppiato un brutto incendio proprio all'interno del King Pub. Più precisamente il rogo ha avuto origine nella cucina del pub. In questo momento lo stiamo inquadrando grazie anche all'operatore Michele Zanetta all'altezza proprio di Hamburger e Beer, la scritta. E l'incendio sarebbe partito da un malfunzionamento di una friggitrice. Fortunatamente il rogo è stato circoscritto immediatamente dai vigili del fuoco partiti dai distaccamenti di Portogruaro, Latisana e Lignano, supportati dalla polizia locale. Ovviamente alle 20:40 c'erano numerose persone che stavano cenando all'interno del locale, perché il locale è strutturato su 2 piani. Al primo piano, al piano terra, c'è praticamente la zona bar e al piano superiore c'è tutta la zona ristorazione. Alle 20:40 in piena estate ovviamente il locale era gremito veramente di numerose persone, è stato fatto evacuare tutto in sicurezza. Fortunatamente non si registrano persone coinvolte o rimaste ferite. Noi prima di venire in diretta abbiamo parlato tra l'altro anche con il titolare del King Pub, che ci ha raccontato che proprio grazie al tempestivo intervento dei soccorsi appunto le fiamme sono rimaste circoscritte, non hanno invaso la parte della ristorazione, sono rimaste all'interno della cucina, però parliamo veramente di danni ingenti. Dalle parole del titolare si stimano dei danni che vanno tra i 25 e 30 mila euro, perché sono andati in fiamme determinati strumenti proprio elettronici che erano all'interno della cucina. E i tecnici sono al lavoro già da questa notte, tant'è che ci ha anticipato il titolare che entro 2 giorni l'auspicio è quello che il King Pub possa tornare operativo anche per quanto riguarda la ristorazione. In questo momento la parte bar al piano terra è già operativa, quindi tra 2 giorni il danno potrebbe essere riparato. Ovviamente però si parla di una cifra importante, tra i 25 e 30 mila euro di danno, però fortunatamente non sono rimaste persone coinvolte. Per il momento da Bibbione è tutto, a te in studio.
Grazie a Federico De Rossi e a Michele Zanette per questo collegamento in diretta da Bibbione. Noi invece andiamo a Vicenza per tornare ad occuparci della storia della commerciante di Corso Fogazzaro che dopo l'aggressione aveva chiuso il suo negozio per paura, come era scritto negli avvisi che si trovano sulle vetrine della sua attività commerciale. Ora che è arrivata la notizia dell'espulsione del suo aggressore, Margherita Parolin ha riaperto per fiducia nelle istituzioni, ha scritto, e nella giustizia e per la libertà riacquistata. Era chiuso per paura, invece adesso è riaperto per... Allora, riaperto per fiducia e libertà. Finalmente sono una persona libera. Fiducia nelle istituzioni e libertà di esercitare serenamente il proprio mestiere, che rischiavano di essere minate dalle vicissitudini burocratiche legate a questa vicenda. Ma è notizia del giorno che il molestatore di Corso Fogazzaro sia stato portato al CPR in provincia di Caltanissetta in attesa di essere rimpatriato. Tutto parte a fine maggio, quando un senzatetto magrebino distrugge l'allestimento esterno del negozio, costringendo la titolare a barricarsi dentro. Per lui scatta così il Daspo Willy, che gli vieta di stazionare nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici e del centro, ma continua a passare davanti al negozio di Margherita, facendola vivere nel terrore. A quel punto viene portato al centro di permanenza per i rimpatri di Gradisca di Sonzo, ma per un certificato legato alle sue condizioni di salute è impossibile la sua espulsione. Così torna a Vicenza e lei decide di chiudere con tanto di cartello in vetrina, chiuso per paura, diventando simbolo dei tanti commercianti che si sentono vessati da personaggi molesti. L'ho vissuto in maniera drammatica, è stato drammatico per me sapere che questa persona, nonostante il Daspo Willy, nonostante le denunce e l'allontanamento, è tornato. È stato difficile e molto pesante, un periodo molto pesante per la mia vita. E adesso però sono molto felice e ringrazio veramente tutti, anche tutta Italia, perché ho ricevuto messaggi da tantissime persone, anche persone che hanno avuto un'esperienza come la mia di altre città. Pressing dei politici locali, prefetto, questore attenzionano il caso affinché si chiuda definitivamente l'iter per l'allontanamento dal territorio nazionale. La legge c'è, è stata dalla mia parte, ringrazio il questore, il sindaco e tutte le autorità politiche sia di destra che di sinistra che mi sono state vicine. La legge c'è, esiste e funziona, andrebbe migliorata e con questo piccolo cartellino chiuso per paura io ho voluto anche sensibilizzare una questione a cui tengo molto. Sulla legge abbiamo bisogno forse di snellirla, anche se c'è, ma una legge fatta solo di 2 parole: fuori subito. E proprio a Vicenza sta continuando una raccolta firme perché venga istituita la zona rossa in centro storico. È stato superato ampiamente il tetto delle 500 adesioni e i cittadini dicono: firmiamo contro il degrado. Una firma per la zona rossa in centro perché? Perché siamo molto spesso importunati da persone, sempre le stesse anche, a volte io vedo, che ti chiedono magari qualcosa, se non gli dai niente però ti insultano anche a volte, perché a me è successo più di qualche volta che ci hanno mandato a quel paese. Poi ci è capitato domenica scorsa con mia moglie, camminavamo qua e c'è stato un furto, uno scippo a una persona. E siamo un po' stanchi di tutte queste persone sinceramente che ci creano un po' di ansia, anche non viviamo più tranquillamente. Si chiede una zona rossa, sarebbe da chiedere in tutte le città o comunque in tutti i quartieri che hanno un problema di degrado e soprattutto di spazio e di gestione dello spazio da parte delle attività criminali. Noi la chiediamo, in realtà si chiedono maggiori controlli, maggiore presenza delle forze dell'ordine, maggiore coscienza da parte delle istituzioni sia locali che nazionali e zona rossa vuol dire soprattutto quello. Dateci una mano a vivere tranquilli. E sono in tanti che hanno deciso di aderire alla petizione per chiedere vengano istituite anche a Vicenza le zone rosse, già messe in campo in altre città della regione. Sono già oltre 500 le adesioni per la raccolta firme promossa dai residenti dei vari comitati cittadini, da via Napoli a via Battaglione Monteberico a San Felice
Felice e San Giuseppe, che già per il secondo sabato vengono raccolte in centro. Siamo oltre le 500 firme raccolte in pochi giorni. Questa è dimostrazione che i cittadini sono stanchi della situazione che si sta creando in centro storico e nelle vie limitrofe. Chiediamo alla zona rossa che venga applicata questa norma voluta fortemente dal governo Meloni, che sta funzionando in altre città del Veneto. Vicenza non l'ha mai attuata e si è rilevata essere l'accogliente per tossicodipendenti e sbandati di tutto il Veneto. Una notizia di cronaca che arriva da Venezia. La Polizia di Stato nei giorni scorsi ha arrestato in flagranza di reato una straniera trovata in possesso di 3 panetti di cocaina del peso di circa 3,5 kg. La donna è stata notata perché è molto somigliante ad una nota borseggiatrice. Per questo motivo poi gli agenti hanno deciso di procedere con un controllo, scoprendo che all'interno della borsa conteneva droga per un valore di circa 300.000 euro. Tenuto conto di ciò, si è proceduto a perquisire anche l'attività commerciale in centro a Mestre, dove la donna aveva dichiarato di lavorare, e dalla perquisizione sono stati trovati ulteriori 30 grammi di cocaina del valore di circa 3.000 euro e 10.000 euro in banconote di diverso taglio. La donna è stata pertanto portata nella casa di reclusione femminile della Giudecca di Venezia in attesa dell'udienza di convalida. E proprio a Venezia c'è rabbia e indignazione per il doppio furto che ha provocato un danno da migliaia di euro all'Emporio della Solidarietà di Cannaregio. I volontari sono sconfortati, hanno letteralmente tolto il cibo di bocca alle tante famiglie che aiutiamo. Purtroppo abbiamo subito nel giro di una settimana 2 furti, il primo solo 10 bottiglie d'olio, ma che per noi comunque è una spesa grossa perché ormai l'olio extravergine di oliva costa moltissimo, e nel secondo furto purtroppo, che è stato fatto tra le 3:15 e le 3:30 del pomeriggio, quindi in pieno giorno, purtroppo sono stati svuotati tutti i frighi, quindi tutto il fresco è stato portato via. Hanno letteralmente svuotato i frigoriferi, portando via prosciutto, formaggio, yogurt e tutto ciò che era disponibile, ma si sono anche dedicati ad altro, dal latte a lunga conservazione all'olio, dallo shampoo al tonno, per poi andarsene con i carrelli dell'Emporio della Solidarietà, un'organizzazione di beneficenza con base a Cannaregio che offre aiuto a tutti coloro che si trovano in difficoltà. Il danno causato dai ladri è stimabile tra i 2.500 e i 3.000 euro. Il problema grosso è che noi in agosto chiudiamo e di conseguenza in luglio noi dobbiamo comprare per 2 mesi, quindi abbiamo avuto un grossissimo danno perché ci hanno portato via una parte della spesa di luglio, quindi dobbiamo ricomprare luglio e dobbiamo ricomprare e naturalmente comprare anche agosto, perché anche se siamo chiusi noi non lasciamo nessuno senza spesa, diamo a tutte le persone che ci chiedono una spesa. I ladri non hanno mancato di fare un disastro anche negli uffici, tutto per vanificare il lavoro di un mese dei 75 volontari che ogni giorno donano il proprio tempo per chi vive in difficoltà. Quasi impossibile che chi ha agito non sapesse di stare letteralmente togliendo il cibo di bocca alle famiglie meno abbienti della zona. All'Emporio oggi c'è rabbia e sconforto, ma anche un raggio di speranza. Tante persone mi hanno telefonato per la solidarietà, quindi condanno fermamente le persone che hanno fatto questo gesto, però grazie di cuore a una Venezia solidale che sta cercando come può di aiutarci. Poco fa ci siamo collegati con Lucio Zanato da Pederobba per il giorno dopo il dramma della bimba di 9 anni morta nel Piave. Adesso ci colleghiamo invece con Campo San Martino, dove purtroppo ci ha raccontato Lucio Zanato che a Pederobba, nonostante la tragedia, come se non fosse accaduto nulla, lo stesso capita in Campo San Martino, tanto che il Comune ha dovuto lanciare un nuovo appello, ma ci racconta tutto Valentina Visentin con la collaborazione tecnica di Cristian Roque Allende. Buongiorno Valentina. Per quello ho solo partito dicendo che... scusa. Sì, buongiorno da Campo San Martino e insomma siamo proprio sulla spiaggetta dove ogni domenica continuano le persone ad andare e ad entrare in acqua nel fiume Brenta, la spiaggetta della morte così come è conosciuta, visto che l'anno scorso qui 2 persone sono morte annegate in acqua, ma sono le ultime purtroppo di una lunga serie in questi anni. Continuano gli appelli perché anche
ieri tante persone sono arrivate qui nella spiaggetta e hanno fatto il bagno nonostante il chiaro divieto di balneazione. Qui con me c'è Dario Luigi Tardivo, sindaco di Campo San Martino, che lui ha già scritto nei giorni scorsi una lettera al Genio Civile per ribadire la necessità immediata di una chiusura in maniera anche più evidente e concreta di questa spiaggetta, visto che insomma i cartelli col divieto di balneazione non bastano. Sì, come Comune di Campo San Martino siamo in prima linea, anche se la competenza dell'area della Regione Veneto, che l'ha demandata al Genio Civile di Padova, noi facciamo la nostra parte e abbiamo insistito per avere un tavolo di lavoro per trovare delle soluzioni concrete a risolvere questo problema nel lungo periodo, visto che purtroppo questa spiaggetta è molto visibile dalla strada, il refrigerio dell'acqua è sicuramente invitante in questa stagione, però la pericolosità è nota a tutti, con oltre 10 morti negli ultimi anni. La corrente è forte, c'è un salto, quindi l'acqua arriva con potenza e ci sono parecchi mulinelli che purtroppo sono fatali per chi si avventura nell'acqua fresca del Brenta. Se la cittadinanza insomma, di Campo San Martino sta comprendendo questo messaggio, chi arriva da fuori, magari straniero e ha la difficoltà anche della lingua, fa fatica a comprendere quanto c'è scritto nei cartelli. E quindi, sindaco, cosa state pensando di fare? Abbiamo già ideato una nuova cartellonistica in multilingue, dedicandoci proprio anche a quelle lingue anche minori che però frequentano l'area, e questa è prossima. La mia intenzione era quella di mostrarla in questo tavolo tecnico con la Regione e il Genio Civile, augurandomi che rapidamente mi diano risposta su quando possiamo fare questa operazione. Che è necessaria anche per mettere in sicurezza proprio le persone che arrivano. Intanto continuano gli interventi dei carabinieri, che anche ieri sono arrivati qui per far allontanare le persone, carabinieri che sono stati allertati sia dal sindaco che dal consigliere regionale Luciano Sandonà. Anche i carabinieri sono sempre impegnati. Un elogio va sicuramente alla compagnia di Cittadella col maggiore Cavenaghi e alla stazione di Piazzola sul Brenta con il comandante Lazzari. Quindi davvero un elogio e un grazie per i loro interventi pronti sempre su questo argomento. E intanto noi speriamo che questi appelli ripetuti ogni lunedì, perché ormai veramente ogni lunedì torniamo su questo argomento, possano sortire un effetto ed evitare che le persone rischino la vita entrando in acqua in questa spiaggetta. Da Campo San Martino è tutto, la linea può tornare allo studio. Grazie a Valentina Visentina, al suo ospite, a Cristian Roque Allende, che ha permesso dal punto di vista tecnico questo collegamento. Continuano i distacchi di materiale roccioso dalla parete del Marcora sopra l'abitato di San Vito di Cadore. I crolli stanno sollevando nuvole di polvere. Messo a disposizione un elicottero antincendio boschivo che effettuerà un sorvolo dell'area con a bordo il geologo incaricato dalla provincia di Belluno, con l'obiettivo è stato quello di acquisire informazioni aggiornate e dettagliate sulla situazione geologica in atto. Vediamo il servizio. Siamo a Dogana e questa notte si è staccata una frana da questa parte di montagna e qui ci sono tutte le componenti di pulviscolo che rimangono. Qui sono tutti i vigili del fuoco piazzati con i loro mezzi, un altro pezzo di montagna che se n'è andato. Cortina, ma soprattutto San Vito di Cadore si sono svegliate avvolti in una coltre di polvere e di roccia che si è depositata ovunque. Ancora frane e detriti che si sono staccati dal versante della Marcora, evento che ha sollevato una densa nube di polvere che ha raggiunto il centro del paese, destando preoccupazione tra i residenti. Non sono grosse masse di roccia che si sono staccati, ma molto probabilmente adesso dovremo fare le valutazioni in base a quando salirà il geologo, ma si tratta di roccia abbastanza disgregata che ha fatto un salto enorme e quindi si è polverizzata e che ha creato tutta una serie di conseguenze negative sul paese. Una massa di roccia che è caduta, che era una roccia che avevo visto anch'io perché ero salito insieme ai vigili del fuoco per vedere e constatare proprio cosa era successo la scorsa 2 settimane fa, e avevamo visto che era tutta una massa disgregata a circa 3.000 metri di quota. Quello caduto è infatti un masso pericolante che era in procinto di staccarsi già con la frana delle scorse settimane. Abbiamo organizzato un sorvolo con l'elicottero dei vigili del fuoco. Fra poco salirà a bordo un nostro geologo per fare il sopralluogo su
per vedere cosa è successo effettivamente e quali possono essere le conseguenze. Il problema potrebbe essere una colata detritica a seguito appunto di questo crollo del Marcora. Nessun ferito, nessuna persona coinvolta, ma la montagna comincia davvero a fare paura. Ci sono forti escursioni termiche e la montagna si sta sgretolando di fatto, probabilmente dovuto all'effetto climatico, non lo sappiamo. Dovremo fare dei monitoraggi appunto per vedere cosa sta succedendo e cosa potrebbe succedere, perché dobbiamo mettere in sicurezza qua la strada. Qui non vengono interessate abitazioni se non dall'apporto di polvere che è stato cospicuo. Non molla l'ondata di calore anche sul Veneto, una particolare attenzione naturalmente in queste giornate va riservata agli anziani a rischio disidratazione. Chiara Gaiani con Francesco Ratai hanno incontrato il direttore della geriatria dell'azienda ospedaliera di Padova, Giuseppe Sergi. Siamo all'interno della prima vera ondata di calore di questa estate 2025, un'ondata di calore che sta provando un po' tutti, i più ovviamente attenzionati sono gli anziani, tante le richieste anche proprio da parte loro al pronto soccorso, anche questa mattina lo abbiamo sentito dal SUEM. A Padova vi do un dato: 29,3 gradi di minima alle 9, quindi insomma già una temperatura molto alta. Chiediamo allora al professor Giuseppe Sergi, che è il direttore della geriatria dell'azienda ospedaliera di Padova, quali sono le cause, perché dobbiamo preoccuparci di più per i nostri anziani proprio in questi giorni? Ci dobbiamo preoccupare per gli anziani perché gli anziani sono a più elevato rischio di conseguenze negative dell'aumento delle temperature per diversi motivi. Gli anziani tendono sempre a bere meno, sentono meno lo stimolo della sete e quindi già questo è un fattore di disidratazione. Poi i meccanismi di dispersione del calore sono compromessi. Normalmente per il meccanismo principale per disperdere il calore è un'elevata sudorazione che poi per evaporazione raffredda il corpo. Ecco, l'anziano ha una cute atrofica, c'ha una riduzione delle ghiandole sudolipare, quindi suda meno e quindi disperde meno il calore. Se a questo associamo molte volte che l'anziano a volte si veste in maniera inadeguata d'estate proprio perché ha paura di avere freddo e allo stesso tempo assume farmaci che per l'ipertensione, per esempio i diuretici, che sicuramente sono importanti ma che nei periodi estivi vanno rimodulati nel loro dosaggio. Allora, quali consigli possiamo dare alle persone anziane che ci seguono, ma anche a chi si occupa di loro? Ecco, i consigli vanno soprattutto agli anziani, ma anche alle famiglie, ai caregiver, a coloro proprio che li seguono. Perché i consigli sono semplici ma vanno rispettati. Prima di tutto bisogna aumentare l'apporto di liquidi e visto che l'anziano, come ho già detto, beve poco, dobbiamo aumentare d'estate l'utilizzo di alimenti ricchi di acqua come frutta, verdura, spremute, estratti, in modo tale da un po' ingannare la sua tendenza a bere meno acqua. Quindi, ma anche gli alimenti freschi, sembra una banalità, ma il pane fresco contiene acqua. I grissini, i crackers no, i formaggi freschi come stracchino o mozzarella sono ricchi di acqua rispetto ai formaggi duri. Poi se si può, magari, visto che l'anziano per problemi a volte di masticazione tende a mangiare meno verdure, magari cuciniamole così li rendiamo più dolci e anche più morbidi. Allo stesso tempo è importante l'abbigliamento, che deve essere leggero, traspirante, e l'ambiente deve essere fresco, quindi ogni anziano dovrebbe avere un posto dove l'ambiente è almeno climatizzato, che non significa avere un ambiente molto freddo, ma un ambiente fresco con una riduzione dell'umidità, che è quello che favorisce quella ridotta traspirazione che l'anziano ha. E alla fine quindi una rimodulazione dei farmaci, quindi chi si occupa, sia i medici sia chi li assiste, di verificare che non abbiano problemi tipo di
pressione bassa, quindi tendenza allo svenimento, che sono i primi segni, oppure magari uno stato di confusione, che sono i primi segni della disidratazione, che poi possono portare a conseguenze più importanti. Questo è da Padova, la situazione del caldo afoso di questi giorni, grazie a Chiara Gaiani e Francesco Ratai. Tra poco vi racconteremo anche un dramma che si è verificato a causa del caldo a Vicenza. Prima però andiamo a Treviso in diretta con Daniela Sizzi e Nicoletta Rizzetto per raccontarvi di un presidio che si è svolto di fronte al Tribunale. Buongiorno Daniela. Ci troviamo di fronte al Tribunale di Treviso per lo stato di agitazione dei lavoratori precari. Fra un anno scadrà il contratto, una situazione che è già difficile all'interno di tutti i tribunali nazionali. Sono in compagnia di Marta Casarin, funzione pubblica CGIL di Treviso. Intanto buongiorno. Buongiorno. E Antonio Osellame, pubblica amministrazione UIL Belluno Treviso. Buongiorno. Buongiorno. Situazione già allarmante, i numeri parlano chiari. Sì, i numeri parlano chiari e noi oggi siamo qui perché insomma, in queste 2 giornate c'è la visibilità di tutti i precari del Ministero della Giustizia, precari che sono stati inseriti con il PNRR e che scadranno per l'appunto a giugno del 2026. A Treviso parliamo di 42 unità a fronte delle 12.000 nazionali. Il governo in questo momento sta dicendo che riuscirà a stabilizzarne da un punto di vista strettamente economico solo 6.000, quindi noi chiediamo che questo governo per i prossimi passi che dovrà compiere metta le risorse per la stabilizzazione di tutto il personale, perché come giustamente si è detto anche il Tribunale di Treviso soffre di una carenza d'organico che ormai è endemica e che raggiunge punte più o meno del 60% a fronte di una media nazionale del 35-38%, quindi è chiaro che la mancata stabilizzazione anche di questo personale rischia di rallentare la macchina burocratica che già oggi ha una serie di sofferenze importanti. Tra l'altro lei ci diceva prima non solo c'è carenza di organico che è cronica, ma c'è anche il problema dei pensionamenti. Certo, la pubblica amministrazione ha risaputo, dati Istat lo confermano, che l'età della pubblica amministrazione è molto alta. E con l'ingresso di personale più giovane riusciremo ad abbassare questa età oggi di 57-58 anni, quindi diciamo a ridosso della pensione. Nel caso di specie riusciremo ad avere forze nuove, stabilizzando personale che in questi 3 anni ha acquisito professionalità, che disperderemmo se ne assumessimo solo e confermassimo solo 6.000. Aumenteremo d'altra parte la disoccupazione e ammesso che venissero fatti dei concorsi oggi, se tutto va bene ci si impiega almeno 18 mesi perché si diventino operativi. Il bando di concorso di 2.800 unità comunicato dal ministro Nordio coprirebbero meno della metà di chi non verrebbe stabilizzato oggi, con il rischio che le persone andrebbero in pensione in questo periodo e quindi continueremo ad avere una perdita di personale per tornare, se non al 40, al 35%. Quindi la macchina della giustizia sarebbe zoppa in ogni caso. Il rischio è abbastanza chiaro? Penso di sì, se la politica non vuole vedere e non vuole capire qual è l'esigenza, ci potrebbe venire solo il sospetto che vogliono che la giustizia continui ad arrancare e ad arrivare a non procedere con i processi e tutto quello che c'è. E allungare ancora più i tempi. E allungando i tempi della fase processuale. Se non doveste avere risposte dal governo? È chiaro che noi siamo pronti alla mobilitazione, che è chiaro che poi non sarà una mobilitazione solo ed esclusivamente per il personale precario, ma starà dentro, come diceva prima anche il collega, rispetto alla mancanza di personale della pubblica amministrazione in senso generale, perché poi noi ricordiamo che tutta la pubblica amministrazione è in una fase di grande recessione di personale e che si collega anche ai mancati rinnovi contrattuali, almeno da parte della mia sigla
sigla sindacale, ma non solo della mia, insomma, perché ricordo che insomma, ci sono stati i contratti separati sia delle funzioni centrali, che è il contratto che si applica all'interno di questa struttura, piuttosto che quello della sanità. Manca l'appello al contratto delle funzioni locali, ed è chiaro che noi chiediamo a questo governo che ripensi all'idea di pubblica amministrazione, perché è chiaro che quello che sta avvenendo è di fatto l'accorciamento del perimetro, e quindi la possibilità che il privato poi ne faccia da padrone in tutte le sue istanze. Grazie davvero, ricordiamo che questo ovviamente è uno stato di agitazione a livello nazionale, i numeri li avete sentiti. Dal Tribunale è tutto, la linea allo studio. Grazie a Daniela Sizia, in collegamento in diretta di fronte al Tribunale di Treviso con la collaborazione tecnica di Nicoletta Rizzetto. Stavamo parlando di caldo, abbiamo sentito i consigli del medico all'ospedale di Padova, adesso invece vi raccontiamo un dramma della solitudine che misto al caldo ha provocato la morte di un uomo di 57 anni che viveva nella sua auto nel quartiere San Pio X. Ci racconta tutto Daniele Garbin, siamo a Vicenza con Simone Squarcine. Il dramma della solitudine e il caldo portano proprio a eventi drammatici, le persone che sono costrette a vivere all'aperto. Nel quartiere San Pio X è morto Rodolfo Bertuol, un uomo di 57 anni che è stato trovato senza vita all'interno della sua Matiz dai servizi sociali. Era una figura conosciuta nel quartiere e riporta insomma di drammatica attualità il problema di chi è costretto a vivere ai margini della società, in difficoltà economiche, situazione che accomuna anche altre persone. Noi siamo in compagnia di Graziano Tallaglio, una persona di 70 anni che anche lei insomma, improvvisamente si è trovato in difficoltà. A marzo di quest'anno, per una separazione è stato costretto a uscire di casa. E adesso come sta facendo, come sta vivendo? Per strada oppure nei B&B che costano parecchio. Io che prendo sono 1.290, partono affitti da 500 e poi ti mettono 100 euro, 150 di spese condominiali e roba del genere, che invece di 500 vai oltre con 1.290. Poi mi arriva specialmente i prezzi che vendono e mi arriva in quei posti dove c'è l'appartamento con 3-4 stanze in divisione, cioè una stanza privata in divisione con cucina e bagno con studenti, però sono tempi temporanei e transitori. Ecco, lei in qualche modo è riuscito a alternare l'auto allora con il bed and breakfast, ha dovuto anche trovare il buon cuore di chi è riuscito anche a darle dei prezzi abbordabili, però ancora non è possibile? No, non è possibile perché non riesco assolutamente. Adesso sono in contatto con persone che conosco per vedere se trovano qualcosa, tutto quanto, ma è molto difficile. Ho provato anche fuori, un monolocale, pavimenti in parquet o cose, tutto rovinato, il ripiano della cucina con buchi grossi tutti bruciati, la camera da letto da una piazza e mezzo col materasso che non si sa neanche che colore che sia. Non c'è proprio la situazione. Peggio di un porcile. E poi ti fanno vedere il garage che fa parte del monolocale, che è 2 volte e mezza del monolocale. Senta, la situazione in macchina invece ce la descrive com'è, perché immaginiamo, possiamo solo immaginare. Abbasso il sedile e mi metto lì, c'ho qualcosa lì, anche se per caso ho freddo tutto quanto, c'è una coperta che è una coperta che avrà 50 anni perché è una coperta di mio padre, che ormai è morto nel 93, sono riuscito a recuperarla da mia sorella. Lei si è trovato in questa situazione dopo questa separazione, non è seguito? È seguito dai servizi sociali? No. Allora facciamo un appello eventualmente che chi può dare una mano. A me mi interessa un garage, una camera da letto matrimoniale, un bagno che sia decente e basta.
È ancora chiusa al traffico per un tratto di 3 chilometri la strada statale 47 a Rosà giovedì pomeriggio. Infatti non è stata ancora risolta la fuga di gas metano provocata dai lavori per la fibra ottica. La viabilità è in sofferenza, così come i residenti e i negozianti. Gli ultimi aggiornamenti da Rosà ce li danno Vanessa Banzato con Renzo Rigon. Statale 47 a Rosà ancora chiusa, i tecnici di Italgas e i vigili del fuoco stanno continuando tutta l'operazione di controllo per verificare ulteriori fughe di gas dopo che giovedì scorso durante i lavori di scavo per la posa della fibra ottica è stata forata una tubatura del gas metano. Vedete, quest'area è totalmente off limits. Nella giornata di ieri all'interno di un negozio si è avvertito nuovamente odore di gas e di conseguenza sono ripartiti i controlli, sono ripartiti gli accertamenti, sono durati fino a tarda notte. Dicevamo, tutta la strada resterà chiusa nella giornata di oggi, molto probabilmente anche nella giornata di domani martedì. Intanto però sono parecchi e pesanti i disagi che stanno vivendo tutte le persone che lavorano soprattutto lungo l'arteria statale. Adesso di pomeriggio siamo messi così, venerdì ho dovuto tenere chiuso perché non si sapeva neanche se si riusciva ad arrivare, sabato abbiamo lavorato praticamente niente e oggi siamo qui ancora in attesa di notizie, però le istituzioni sono assenti, nessuno ci dice niente e se chiediamo anche lì non sanno dirci niente perché stanno aspettando di vedere che i valori tornino alla normalità. Però al momento siamo messi cossi. Ma voi non avete avuto comunicazioni da parte del comune? Nessuno vi ha detto niente? Nessuno. Non è passato nessuno neanche a vedere come siamo messi, cosa possiamo fare e anche la viabilità non è stata organizzata nella maniera giusta, le persone dovevano arrivare in negozio, non riuscivano ad arrivare e tanta gente invece passava, anche se non poteva passare, veniva qui, poi si girava e andava via. Cioè, è stato organizzato male. La strada è chiusa anche oggi, lo sarà anche domani, disagi pesanti. Molto pesanti, anche perché per poter far funzionare i forni ho dovuto mettere i bruciatori a gasolio. Un'altra cosa di più, rispetto moltissimo la gente che sta lavorando, perché non è gente che non lavora, perché io sono qua tutta la notte e vedo che sono là presenti. Per esempio ieri pomeriggio ho cominciato alle 10:30 a rompere di nuovo tutto quanto, alle 2 di notte, 2:30 hanno terminato richiudendo tutto quanto. Ho chiesto spiegazioni ai pompieri, mi hanno dato una spiegazione molto valida, che la perdita di metano è stata molto grande. C'è il condominio dove c'è qua nella statale che è pieno zeppo di metano, mi hanno detto loro, e ci sono bolle che vengono in superficie. Ogni volta che rilevano una bolla che viene in superficie devono per forza scavare e vedere se ci sono perdite. Capisco che sono stati scottati su a Gaglio, a Asiago, dove è successo l'altro incidente, ed da un certo punto di vista do ragione, ma per noi è una grande perdita. Io sabato ho messo via 5 sacchi di pane vecchio, non è che come il pescivendolo, il macellaio metti in freezer. Io butto via tutto quanto e per di più ho doppie spese per il lavoro. Pesanti i disagi anche per quanto concerne la viabilità, la strada è chiusa, la statale Valsugana è chiusa proprio dal centro di Rosà, da Piazza Libertà, il traffico è deviato lungo via Garibaldi e lungo via Roma, anche il traffico e soprattutto il traffico pesante che deve attraversare le stradine laterali per raggiungere verso Rossano da una parte, verso San Pietro di Rosà dall'altra. Blocco anche per i mezzi pubblici, gli autobus che devono fare una lunga deviazione per poter raggiungere Padova, Cittadella Padova. Di conseguenza davvero la chiusura della statale 47 Valsugana, che si protrarrà di sicuro anche nella giornata di domani, sta provocando pesanti disagi sia a chi vive e lavora lungo questo tratto di Valsugana, ma anche proprio per quanto concerne il flusso veicolare. E allora, tra poco parleremo in maniera molto diffusa anche di quello che rappresenta il pericolo frane nelle nostre montagne. Parleremo anche della tragedia della Valsugana. Tra poco saranno 3 anni da quella domenica 3 luglio in cui si piansero poi 11 vittime. Nel frattempo vediamo cosa è accaduto oggi in prefettura a Belluno.
Zero termico abbondantemente sopra i 5.000 metri di quota, sbalzi termici davvero importanti in queste giornate che stanno mettendo a dura prova le rocce di Croda Marcora. Ieri diciamo l'episodio che maggiormente ha preoccupato la cittadinanza certamente di San Vito di Cadore, con me il sindaco di San Vito Franco De Bon, che ha appena concluso assieme ai colleghi e ai vertici delle istituzioni provinciali questa riunione, questo tavolo in prefettura per fare un po' il punto della situazione. Sindaco, è vero che questa coltre di polvere ha preoccupato i suoi cittadini e che lei sta chiedendo però oltre alle questioni che riguardano la sicurezza e l'incolumità delle persone anche di tutelare la salute dei cittadini e degli ospiti in questo periodo? È stata la prima preoccupazione, tanto è vero che ieri mattina abbiamo interessato subito ARPAV per fare un monitoraggio per capire la natura di questa polvere. Per poco la sappiamo, vuol dire, ma gli effetti che questa può avere sulla salute. Credo che oggi siano stati su a fare i campionamenti, ieri era domenica, c'è stata effettivamente questa preoccupazione, qualcuno girava con la mascherina. La prima risposta che ci hanno dato è che questa materia non è, scusate il termine banale, velenosa, e quindi insomma se è assunta in determinate quantità, però oggi c'era questa cosa. Ci preoccupa questo nuovo evento che non è abbastanza nuovo, diciamo, perché ieri mattina io alle 5 ero in municipio e pareva di essere a Natale imbiancato, poi con un po' di vento, insomma. Abbiamo subito attivato 2 spazzatrici, una ha funzionato molto bene, l'altra un po' meno perché era secca. C'è proprio questo materiale impalpabile, qualcuno l'ha definito borotalco, che addirittura abbiamo visto salire con le termiche, quindi invertire, proprio leggerissimo. Insidioso quindi, anche da togliere. Insidioso anche da togliere. Io sono tornato a casa a farmi la doccia, non lo dico. Quindi ecco, sta cosa che quindi va capita e purtroppo non è che possiamo fermarla. Oggi c'è la pioggia, speriamo che questo, insomma, tutti i prati, insomma, i tetti, ecco, una cosa. Ringraziamo i cittadini, io mi sono attivato per pulire un po' davanti il municipio intanto che attendevo ANAS e i vigili del fuoco, e questa pioggia dovrebbe andare via. Non so se magari questo materiale che arriva sulla strada poi creerà anche problemi alla circolazione e scivolamenti, non so, stiamo studiandolo. È una cosa nuova che appunto va capita. Va capita, va approfondita, esattamente come devono essere approfondite in questo momento tutte le questioni che riguardano questi distacchi di questa roccia che è molto degradata, però non è la prima volta, cioè dal Marcora si sono sempre verificati distacchi. È una roccia marcia, ha detto il geologo della provincia Luca Salti, probabilmente bisogna trovare un equilibrio, e questo equilibrio la montagna lo sta cercando? Allora, io non sono geologo, ma ormai sto studiando anche geologia. Mi hanno detto che i crolli delle Dolomiti sono avvenuti durante l'orogenesi delle Dolomiti, che è avvenuta 20 milioni di anni fa, quando le Dolomiti erano sotto l'acqua del mare. Quindi voglio dire, non è un fenomeno nuovo, è stato accentuato probabilmente con altri fenomeni. La bellezza di queste montagne, io sto pensando appunto a Marcora, ai Ros, che è lì di fianco, che è diventata rossa per questa combinazione chimica che ha visto anche, voglio dire, unica nel mondo, no? Che ha visto il riconoscimento del patrimonio dell'umanità, quindi unica, ecco, che abbiamo, che per il 56% abbiamo in provincia di Belluno, anche queste ulteriori criticità che però, ecco, con le tecnologie, mi è piaciuto molto l'intervento che sono stati fatti durante il tavolo, no? Quindi di studiare tutta la valle del Boite nella sua complessità e soprattutto di dare corrette informazioni. Quindi vi ringrazio per questa intervista. Faremo a breve un incontro con la cittadinanza per chiarire esattamente qual è la dimensione del fenomeno, sia dal punto di vista sanitario, come avete detto prima, sia dal punto di vista proprio della pericolosità, le misure di gestione che possiamo adottare, e però è giusto non fare allarmismo, cioè nel momento in cui si conosce il problema lo si spiega e lo si affronta sapendo che vivere sulle Dolomiti è un po' più problematico che vivere in Piazza dei Martiri a Belluno.
Allora, grazie a Tiziana Bolognani dalla prefettura di Belluno per questo contributo. Una notizia che è arrivata in questi minuti in redazione: una donna incinta è stata investita questa mattina verso le 11 mentre stava attraversando la strada in via Sandro Gallo a Città Giardino. Siamo al Lido di Venezia. La donna è poi stata trasportata in elicottero atterrato nel campo da rugby delle Quattro Fontane. Naturalmente questa notizia è in aggiornamento. Noi ci fermiamo per qualche istante, torniamo tra pochissimo. Bentrovati nuovamente in diretta con Focus TG. Tra pochi giorni ricorrerà l'anniversario della tragedia della Marmolada. Era il 3 luglio del 2022, alle 13:45, quando si verificò una frana a causa della quale persero la vita 11 persone. In vista di quel tragico anniversario, noi abbiamo il piacere di ospitare oggi nei nostri studi Roberta Gallina e Antonio Gallina. Io vi ringrazio, voi siete i genitori di Gianmarco, che è un giovane che ha perso la vita in quella circostanza. Partiamo da come voi vi state preparando a questo anniversario. Voi siete di Montebelluna e avete organizzato un'importante iniziativa. Sì. Prego, chi vuole parlare? Parla lei, signora. Intanto vi ringrazio e saluto i telespettatori. Vi ringraziamo per questa finestra che ci date. A distanza di quasi 3 anni sentivamo il bisogno di poter dare qualcosa a noi, perché in questi 3 anni noi abbiamo avuto tanta solidarietà e non è una cosa proprio scontata, per cui volevamo, passateci un attimo il termine, essere utili, e questo ci ha portati ad organizzare un evento che si svolgerà mercoledì 2 luglio 2025 a Montebelluna nella sede Museo dello Scarpone, ma Fondazione Sport System. Che cosa accadrà quel giorno? Lo chiedo a lei, Antonio. Quel giorno abbiamo pensato bene di invitare chi in quei giorni ci ha dato un grosso sostegno, chi ha cercato i nostri ragazzi, perché oltre a Gianmarco noi abbiamo perso anche Emanuela, che era la sua compagna da 12 anni, e abbiamo visto questi ragazzi dedicarsi in maniera... Quindi stai parlando del soccorso alpino anche? Del soccorso alpino, quindi abbiamo pensato soprattutto a invitare loro, però con loro abbiamo pensato di invitare anche chi con loro era alla ricerca dei nostri ragazzi, le unità cinofile. Io che non ho sempre avuto paura dei cani, da quel momento mi sono avvicinato. Si sente più amici, più vicini. Sì. Senta, quel giorno, poi come avete ricevuto la notizia? Quanti anni aveva intanto Gianmarco? Gianmarco aveva 32 anni, non ha fatto a tempo a compiere i 33. Quel giorno stranamente non guardavamo né televisione né telefono, eravamo in compagnia, e poi il figlio minore ci ha chiamati e da là è cominciata la nostra nuova vita. E era un amante della montagna, sì. Gianmarco ci andava spesso? Erano, perché noi non abbiamo perso un figlio, ne abbiamo persi 2, perché era una cosa proprio consolidata. Avevano il progetto, avevano la casa, cioè era tutto predisposto, però c'è sempre l'incognita. Erano molto preparati, sì. Una cosa che ci teniamo a dire, erano molto preparati, avevano fatto i corsi di roccia, corsi di arrampicata, la palestra per mantenersi sempre in forma, come diceva lei, erano appassionatissimi della montagna, per loro esisteva la casa, il lavoro e la montagna. Che idea vi siete fatti di quella tragedia?
Allora, loro erano con una guida. C'erano già stati 2 anni prima, sempre con la stessa guida. Quel giorno la guida aveva portato anche la moglie con sé. Questo proprio perché vogliamo far capire che nessuno poteva presagire quello che poi è successo. E niente, era tutto perfetto, ma poi è successo l'inverosimile, il seracco che si è staccato e la tragedia. Una realtà con la quale voi siete appassionati di montagna, condividete questa passione? Da quel giorno ho cominciato ad amare la montagna. Perché in una forma diversa. In una forma diversa, perché ha abbracciato i nostri ragazzi, se li presi con sé. Questo lo diceva sempre la mamma, sono parole della mamma. E allacciandomi al discorso di quello che faremo il 2 che stiamo organizzando, io per muovere i primi passi da escursionista domenicale, anzi del giovedì, ho cominciato a iscrivermi al CAI, ascoltare i loro consigli, frequentare qualche corso serale dove ti insegnano come prepararti, cosa indossare, cosa portare con te, le 1000 attenzioni che servono. Nel caso dei nostri ragazzi, purtroppo, però lo scopo di questa serata è proprio quello che ho vissuto io in questi ultimi tempi che mi sono approcciato alla montagna. Perché lei quindi ha iniziato ad avvicinarsi alla montagna proprio adesso dopo? Sì. Sì, perché quando vado a camminare me li sento con me, tutti e 2. Ti sente vicini? E questa è una cosa che mi dà molto... Allora, tra poco continueremo a parlare anche poi nel dettaglio, adesso diremo ai nostri telespettatori dove andare, bene, in che giorno, a che ora, però prima ascoltiamo che cosa ha detto, visto che con i cambiamenti climatici poi dobbiamo fare i conti sempre più spesso, purtroppo con eventi a volte anche imprevedibili che si verificano in montagna. Noi adesso ascoltiamo cosa ha detto il presidente della provincia di Belluno, Roberto Padrino, e poi torniamo qui in studio. Sulla fragilità della montagna non ci sono mai stati dubbi, però è chiaro che ci sono delle situazioni per le quali ovviamente, al di là dell'eccezionalità di alcuni perturbazioni, il temporale che ha colpito Cancia, ma lo stesso luogo di San Vito nei giorni scorsi, sono sicuramente qualcosa di imprevedibile. Anche questi crolli però sulla fragilità dell'Antelao, insomma, è forse veramente la montagna più fragile. È chiaro che trovare soluzioni comportano investimenti molto importanti dal punto di vista economico, che però, se vogliamo garantire la sicurezza in un modo o nell'altro, dovremmo cercare di fare, adesso cercando un po' di capire un po' tutti insieme le competenze, perché questa è una partita che non vede ovviamente solo la provincia coinvolta, ma devo dire un po' tutti gli enti che mi auguro, insomma, già ci stanno dando una mano, ma ci dovranno dare una mano per trovare anche quelle risorse che possano garantire veramente una messa in sicurezza, se non definitiva, la più vicina alla definitiva possibile. Il tema è che ci troviamo poi vicini al luogo di Cancia, in comune di Borca di Cadore, dove c'è stata quell'ulteriore, purtroppo grave, colata detritica, a cui si è aggiunta quella perdita di idrocarburi che è avvenuta nei giorni scorsi e sulla quale stiamo cercando di intervenire in maniera abbastanza veloce, anche ovviamente con l'aiuto di ditte specializzate che hanno il compito ovviamente di portare via il materiale e poi anche smaltirlo, anche questa con costi molto importanti. Adesso, insomma, stiamo cercando anche da quel punto di vista di capire bene la cosa. Io colgo l'occasione veramente per ringraziare intanto il mio consigliere provinciale Massimo Bortoluzzi, che sta seguendo in prima persona ogni minimo passaggio, in contatto diretto poi con la prefettura, e poi la mia geologa Stefania Bassani e Carlo Zampieri, che è il capo della protezione civile della provincia, che stanno facendo un grandissimo lavoro anche di collante con la Regione del Veneto, ovviamente con i Vigili del Fuoco, con ANAS, con Enel. Anche Enel è ovviamente impegnata a questo punto di vista e va ringraziata per la disponibilità che hanno
avuto, e questa è stata, devo dire, una cosa in più alla colata detritica della settimana scorsa. Questo dunque il presidente della provincia di Belluno, Roberto Padrin. Noi abbiamo ospiti con noi Roberta e Antonio Gallina, che sono genitori di Gianmarco, un giovane che ha perso la vita assieme alla fidanzata a causa della tragica frana della Marmolada. Tra l'altro era stato aperto un fascicolo per disastro colposo, credo dalla Procura di Trento. Poi alla fine gli esperti dell'Università di Siena e di Trento avevano detto che era un evento non prevedibile, era stato aperto per disastro colposo questo fascicolo. Ho visto che scuoteva la testa. No, da parte nostra non c'è stato mai nessuna ricerca di colpevoli, no, assolutamente. C'è stato qualcuno che però ha mosso un po', ma penso che davanti alla natura che si muove, colgo l'occasione per dire che in quella serata che faremo abbiamo invitato anche un glaciologo proprio per... Ma appunto, allora, innanzitutto ricordiamo ai nostri telespettatori l'appuntamento per quando è e dove. Allora, sarà il mercoledì prossimo, il giorno 2, alle ore 20, al Museo dello Scarpone Fondazione Sport System, in via Zuccaredda, a Montebelluna. E parteciperanno quindi esperti, sia le persone che si erano prodigate durante quel drammatico 3 luglio di 3 anni fa alla ricerca delle persone che erano rimaste sotto la frana, sia appunto degli esperti di montagna, perché comunque voi promuovete un uso della montagna, per così dire, sicuro e consapevole. Ecco, questo è anche lo scopo di questo convegno. È questo, infatti, perché il 3 luglio non vogliamo ricordarlo come la morte dei nostri ragazzi. Noi il 3 luglio lo viviamo ogni giorno, forse di più ogni notte. Poi ci sono le persone che sono morte il 2, il 4, che magari non fanno notizia. Il nostro scopo è quello di valorizzare tutto il lavoro che viene fatto dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico e tutta la grande macchina che c'è lì attorno, perché noi purtroppo ci siamo stati dentro, abbiamo visto questo lavoro, queste persone dal grande cuore, e quello che vorremmo proprio mandare come messaggio è di approcciarsi alla montagna con consapevolezza, perché purtroppo spesso si sentono delle realtà che non sono proprio consone con l'approccio. Ecco, questo è l'importante, è quello per cui noi abbiamo cercato di costruire questo evento, però soprattutto valorizzando queste persone e facendo capire a tutti che oltre queste persone ci sono le loro famiglie. Che quando loro partono per soccorrere ci sono le famiglie che li aspettano a casa, per cui non sono molto simili da noi che aspettavamo notizie. Ecco, questo è proprio quello che noi volevamo trasmettere alle persone. Voi avete quindi avuto modo di conoscere bene queste persone, cosa vi hanno raccontato di quel 3 luglio? No. Cosa vi hanno raccontato i soccorritori che sono intervenuti il 3 luglio? I soccorritori con noi sono stati molto sensibili. Delicati. Siamo stati coccolati dai psicologi, però non ci hanno mai messo nelle difficoltà di capire cosa stava succedendo, anche se avevamo intuito che le cose come erano andate, quello che era successo era veramente una cosa grande. Le speranze non c'erano, però loro
si prodigavano perché è successo un fatto che era venuto un temporale, vero? E li avevano portati a valle, qualcuno lì anche al Passo Fedaia, e appena è smesso il temporale sono risaliti subito negli elicotteri e rischiando la loro vita. E la mamma gli chiede: ma dove andate? Aspettate, non c'è fretta, non c'è. Invece no. Lei ha detto: Roberta, dove andate? Sì, perché io non so se è una cosa che una mamma sente, ma io già dalla sera avevo realizzato tutto. Non mi chieda come, ma è una sensazione. Io dalla sera avevo realizzato che non avrei più rivisto nostro figlio, Emanuela e tanti altri. Quando voi avete detto vogliamo restituire un po' della solidarietà che abbiamo ricevuto in queste giornate, in questi oramai anni, mesi terribili, vi riferite, intanto iniziate chiaramente da tutti i soccorritori che avete detto vi hanno coccolato in quelle drammatiche circostanze, e poi chi altro? Chi altro vi ha manifestato solidarietà e vi è stato vicino? Le comunità, sia la comunità di Canazei che la nostra comunità di Montebelluna. Abbiamo avuto tanta solidarietà e non è una cosa scontata. Ci sono state persone che hanno avuto anche delle difficoltà a rapportarsi con noi, perché credo non sia facile umanamente, ecco, però non ci siamo, in questi 3 anni non ci siamo sentiti mai soli. Avevamo detto così che la valanga che aveva portato via tutte queste vite non fosse più una valanga, un seracco di dolore, ma che si tramutasse in qualcosa di buono. Probabilmente tante persone hanno colto questo nostro messaggio e di cui forse noi avevamo bisogno. Sì, Roberta, Antonio ha detto che si è appassionato di montagna, adesso fa le escursioni, lei lo segue o preferisce Io rimanere... purtroppo ho delle difficoltà molto... Sì, ho un ginocchio che non è più il mio, per cui sono devo essere molto più cauta. Più cauta. Sì. Allora, bene, io intanto vi ringrazio molto della vostra Siamo noi che ringraziamo e voi. anche della vostra testimonianza così sobria e così puntuale. Volevo ricordare ai nostri telespettatori ancora una volta, per chi è nei paraggi a Montebelluna o comunque gradisce partecipare, ricordiamo nuovamente la data e l'orario. Il mercoledì 2 alle ore 20 al Museo dello Scarpone, Fondazione Sport System. Non ci saranno tanti posti, però magari si trova. Sì. Antonio, voi parlate mai, quando adesso fa le escursioni, di cambiamenti climatici? Magari le raccontano dal CAI di come siano cambiate anche le modalità con cui si svolgono determinate escursioni, perché c'è un imponderabile che adesso diciamo è più incombente. No, quando si fanno le escursioni, ci sono ragazzi adulti ben più preparati di me, preparano il percorso eccetera e vanno a visionarlo qualche giorno prima. Questa è una cosa da tenere presente anche per chi si approccia o per chi è le prime escursioni, passi, sì. Affidarsi sempre a persone competenti, esperte, che ti danno anche dei consigli anche quando esci, ti invitano, stai un po' di qua, un po' di là, che a volte per farci male e per far scattare a quelle persone che ci vengono a soccorrere basta poco, basta una disattenzione, una foto. Sì, c'è anche quello del fatto di volersi scattare una foto quando magari forse le circostanze richiederebbero un pochino più di attenzione. E un'ultima cosa ci tengo a dire, indossate queste benedette calzature, non andate con scarpe da ginnastica. I nostri ragazzi andavano spesso su Ragazzoi e un giorno che eravamo lì con il papà e la mamma di Emanuela, c'era la neve ancora, abbiamo visto una signora con i sandali. Caspita, sì. L'ho fotografata perché, come si può?
Ecco, queste persone mettono a repentaglio dei ragazzi, dei papà, dei nonni che poi devono intervenire quando hanno bisogno di aiuto. Di notte, di giorno, perché magari poi non riescono a rientrare la sera e quindi chiamano i soccorsi. Certo. E qui scatta il pericolo. Bene, grazie anche di questo appello Roberto, anzi Antonio, e chiaramente grazie anche a Roberto. Grazie a voi. Grazie a voi. E l'appuntamento quindi lo ricordiamo, è Montebelluna e Mercoledì 2. Mercoledì sera. Noi ci fermiamo per un istante, ci rivediamo tra pochissimo. Bentrovati nuovamente in diretta con Focus TG. Andiamo a Valdagno, al Ponte dei Nori, che era crollato parzialmente ad aprile a causa del maltempo e dove persero la vita padre e figlio. Ci vorranno 620.000 euro per la rimozione e la messa in sicurezza, oltre alla sistemazione della viabilità dell'area. Due interventi urgenti che riguardano il Ponte dei Nori, parzialmente crollato con il maltempo di aprile e dove persero la vita padre e figlio. Zona transennata che si punta a mettere in sicurezza e a ripristinare in termini di viabilità su via Fermi. Per questo l'amministrazione ha approvato una variazione urgente di bilancio per stanziare 620.000 euro che consentiranno di realizzare un duplice intervento: la sistemazione dell'area interessata dal crollo del manufatto, comprensiva della rimozione del ponte pericolante e della porzione adagiata sul Greto dell'Agno grazie ad un investimento di 380.000 euro, e la modifica della rotatoria per permettere l'innesto da sud sulla strada che porta al tunnel per Schio, bypassando via Sette Martiri e viale Trento. Per questo secondo intervento stanziati 240.000 euro che consentiranno di realizzare un primo stralcio dell'opera con la riapertura del passaggio in entrambi i sensi. Gli interventi saranno finanziati con l'avanzo di amministrazione. Vi sarebbe una necessità di spesa di circa 4 milioni di euro per procedere agli interventi di ripristino indispensabili. Abbiamo di contro a disposizione la somma di circa 1.200.000 euro derivante dall'avanzo di bilancio del 2024 che è immediatamente spendibile. Pertanto si è dovuto procedere tra le priorità a scegliere quelle immediatamente indispensabili. Tra di esse vi è il ripristino del traffico all'ingresso sud di Valdagno, quindi alla rotatoria del Ponte dei Nori per permettere l'ingresso in via Fermi e regolarizzare in tal modo il traffico cittadino che è stato molto compromesso negli ultimi mesi. Abbiamo poi necessità di una spesa importante di circa 400.000 euro per la rimozione del Ponte dei Nori che è crollato. Abbiamo inoltre la necessità di una spesa importante per interventi per la sicurezza dei cittadini ed infine abbiamo scelto di operare tutta una serie di interventi, cito ad esempio la sistemazione di via Dalmazia, che risultano prioritari rispetto ad altri. Diamo un'occhiata anche alle home page della stampa locale, quindi le edizioni online. Questo è il Gazzettino che dà questa tragica notizia di una coppia che è morta in un incidente sulla Romea. Avevano 60 e 55 anni e l'incidente ha visto coinvolte un camion, 4 auto e un furgone. Si è verificato in provincia di Ravenna. Le vittime però sono venete. Stavamo parlando di lavori a Valdagno. A Treviso invece si attende da anni che venga terminata la pista ciclabile in via Zermanese, una strada percorsa anche dai tanti immigrati dell'ex caserma Serena che sono ogni giorno a rischio investimento. È solo un esempio di quanto spazio ci sia per i ciclisti se due auto si incrociano lungo via Zermanese a Treviso. Siamo tra l'ex caserma Serena e il cavalcavia della tangenziale a ridosso dell'officina della motorizzazione dell'esercito che i trevigiani ricordano come Quintaore. Qui è stato aperto un cantiere per la pista ciclabile, ma ad oggi la situazione è questa. Beh, voi utilizzate la bicicletta? Sì, tutti, anche le mie figlie vanno in bici al lavoro sia a Treviso. Però qui non c'è la pista ciclabile. Ma da tanto tempo che è abbandonato così, bisognerebbe sistemarle, metterli in sicurezza anche per i cittadini trevisani, per tutti,
quelli di Dosson, chi va in bici insomma. Traffico ciclistico notevolmente aumentato negli ultimi 10 anni dopo l'apertura del centro di accoglienza all'ex caserma Serena, con stranieri che transitano spesso di notte su biciclette con lampadine e catarinfrangenti inesistenti. Da 30 anni che sto lottando affinché la pista ciclabile venga completata e ci dia lo spazio a chi corre in bicicletta, a chi usa la bicicletta, di viaggiare tranquillamente sulla strada. Io sono stato urtato dai specchietti, naturalmente ti urtano e c'è la coda di macchine, partono via e vanno, e tu ti trovi a terra. Per fortuna me la sono cavata con qualche botta sulle ginocchia e lo spellamento dei gomiti. Piccoli se la prende con il sindaco Conte per i fondi stanziati legati alla realizzazione del vicino bacino di laminazione per evitare allagamenti in zona Ghirada. Fondi poi, a suo dire, deviati verso altri cantieri. I soldi non ci sono più. E naturalmente qua ci saranno ancora altri 30 anni di battaglie, perché visto che la caserma Salsa è stato tutto un rifacimento, i quartieri di Sant'Avona, di San Liberale e di San Paolo marciano a gonfie vele, Santa Maria di Rovere pure, il sud è proprio abbandonato. Insomma, voi qui in via Zermanese vi sentite dimenticati? Alla grande. Voltiamo pagina. Fine settimana all'insegna dello spettacolo nei cieli di Jesolo con la 27esima edizione dell'Air Show e l'esibizione della pattuglia acrobatica nazionale. Oltre 200.000 persone con il naso all'insù per ammirare lo spettacolo dell'Air Show nel cielo di Jesolo, gran finale con l'esibizione della pattuglia acrobatica nazionale, le frecce tricolori. È un privilegio essere qui ancora una volta con il nostro reparto, il 313° gruppo addestramento acrobatico frecce tricolori, un reparto dell'aeronautica militare che ancora una volta segna e dà vita al suo legame con questo territorio, con la città di Jesolo e con questo bellissimo Air Show. Ospite d'onore il generale di squadra aerea Silvano Frigerio, delegato del Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare. È un contributo di assoluta eccellenza perché ovviamente non può mancare la pattuglia acrobatica nazionale, ma quest'anno abbiamo anche l'apporto di un elicottero del nostro centro SAR e come vedremo anche ovviamente i 2 Eurofighter del 51esimo Stormo Gistrana che di fatto qui è di casa come in tutto il Veneto. Un fine settimana di grande spettacolo per il litorale jesolano con numeri da record per la 27esima edizione dell'Air Show. Jesolo Air Show è a tutti gli effetti una delle principali, se non la principale, delle manifestazioni aeree in Italia. La cosa che ci rende ancora più orgogliosi è di riuscire a fare un evento di questo tipo con 200.000 persone, un assetto aereo importantissimo nella massima sicurezza. Questo per noi è sinonimo di una capacità organizzativa molto importante. Con l'Air Show di Jesolo si conclude questa edizione di Focus TG. Nel ringraziarvi per la cortese attenzione vi ricordo i prossimi appuntamenti con l'informazione di Rete Veneta, a partire con il telegiornale di Bassano del Grappa alle 18:50, a seguire il telegiornale di Vicenza e poi naturalmente questa sera dalle 21:15 l'appuntamento con il talk show Focus. Grazie nuovamente per averci seguito e buon proseguimento di giornata.